Anzi, raccontiamo ancora da prima. Sì, da dopo l'intervista. Esatto, appena finita l'intervista. Stavamo un attimo chiacchierando sul da farsi. C'erano Sabina e Silvia, dove c'è adesso Dario. Si sono sentite entrambe un brivido, giusto? Sì, non era un brivido di freddo, una sensazione normale, era qualcosa di più intenso nella parte bassa del corpo fino fai conto a metà pancia ed è durata un bel po'. Sia io che Silvia l'abbiamo sentita questa sensazione, poi parlando con Chiara. Io nella stanza che è subito dietro, che sembra, non so, un archivio o qualcosa, comunque pieno di carte, avevo visto una sorta di figura umana, umanoide, comunque una sorta di testa e un corpo, non so neanche come definire, una sorta di ombra. Non eravamo noi come ombre, perché noi ci vedevamo come ombre. Comunque la porta è a vetri, ho fatto anche un paio di foto, però è una figura completamente diversa. Siamo tornati qua in questo posto, eravamo fuori, eravamo io e Sabina davanti, una davanti all'altra, e lei si è sentita tirare. Sì, proprio in prossimità dell'ingresso quasi, dove c'è quel cancello di ferro, quella Sì. cancellata di ferro e ci sono gli alberi, mi sono sentita proprio strattonare il cappuccio, ma in maniera molto molto forte. Ho preso un sacco paura, infatti siamo entrati da poco, sono ancora agitata per questa cosa qua, stranamente, perché succedono queste cose, ma mi sono sentita proprio la sensazione di paura. E poi Chiara mi ha descritto la persona che vedeva. Allora, era diciamo poco più alto di lei, capelli corti, scuri, un castano scuro, occhi verdi e poca barba accennata. Sono riuscita a vedere anche i vestiti, il colore dei vestiti che era un senape e qualcosa di accennato di blu. E come percorso ha fatto praticamente dal portone della villa, è sceso fino al castello, che c'è una piccola discesa e noi eravamo proprio là. È passato dietro le spalle di Sabina, l'ha strattonata, l'ha studiata e poi è passato dietro di me e mi ha appoggiato la mano sulla spalla. E si chiamava Pietro, hai detto? Pietro. Ecco, quello è il cancello, se si vede. E noi eravamo proprio là, davanti al cancello. Io quando sono venuto qui con Matteo e la Federica avevo guardato quello lì, poi quando mi sono alzato mi ha girato la testa, ma È uno stemma? non si capisce cos'è. Potrebbe essere uno stemma, come tipo un qualcosa da tirar su. Quello lì è il portavivande, vedi? Non so se l'ha fatto vedere. Veniva su portavivande da giù. Non è che non ha accesso a una stanza segreta? Non si riesce a dire su, ho provato. Considerando anche il fatto che ormai non può entrato. Non ci siamo ancora presentati, io sono Dario. Io Chiara? Io Sabina. Siamo qui. Grazie. 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 Il mega l'ha suonato nell'altra stanza. Non ci siamo ancora presentati, io sono Dario. Io Chiara? Io Sabina. Siamo qui. Quindi, tipo prima la Chiara ha sentito dei nomi. Quali erano, Chiara? Allora, a parte Pietro fuori, sempre fuori c'era Enrico e qua finché sistemavamo io e te Dario gli strumenti ho sentito Mattia. Come se stesse entrando dal portone principale, stesse arrivando in fondo alla stanza dove abbiamo gli strumenti. È così?
Se c'è ancora Mattia, potrebbe avvicinarsi al tavolino dove c'è la pallina. Riesci a far vedere la pallina come c'è? Far suonare anche il metal. Di fare suonare il metal se vuoi passare davanti. Noi rimaniamo un po' in silenzio, non ti chiediamo più nulla. Se hai voglia di palesarti in qualche modo, ti ringrazieremo. Ho sentito, eh sì, Dove? non lo so, una voce. Sì? Voce uomo, maschio o donna? Non lo so. Puoi far suonare di nuovo lo strumento che è nell'altra stanza, il metal. Precisiamo che è un raggio... Lui fa un cono al massimo di 30-40 cm in top 50 al È massimo. passato qualcosa davanti a te. Sì. Mi stavo dicendo al massimo 50 cm in campo aperto così senza la terra. Quindi comunque deve essere passato qualcosa di vicino perché adesso è in silenzio, Sì. non sta suonando, quindi vuol dire che comunque qualcosa ha interagito col campo magnetico della piastra. E non era un insetto. No, perché lui rileva metalli, o il cambiamento, rileva metalli e il cambiamento della frequenza perché rimbalza. Se le entità, come si dice, sono energia, interagisce col campo magnetico che fa la piastra del metal, in sostanza. Poi sarà interessante vedere se anche lo strumento che abbiamo messo ha rilevato qualcosa nello stesso momento. Se non sei Mattia, o comunque c'è un'altra persona, un uomo, una donna, un bambino, non lo so chi ci possa essere ancora qui. Ti puoi avvicinare a quel tavolino, per favore? Sei sulla porta, lì fermo che ci stai guardando? Vuoi che metta lì uno strumento? Così magari interagisci? Guarda. Lo metto qui. Ti metto anche la pallina. Se ti avvicini, ho i brividi dappertutto. Come mai? Non lo so, me lo sono avvicinato lì. Ho proprio dietro alle orecchie, sulla schiena. Ti puoi avvicinare con lo strumento per terra, con la lucina, per favore? Non ti fa nulla. O se vuoi tirare un calcio alla pallina, spostarla. Cos'è stato? Dove è stato? Di là. Di là? Ma di là sulle dove? scale. Uno che correva come tum 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 tum. No, che correva? No. Sono più neanche un tonfo. A me sembrava uno che correva su per le scale veloci. No. Sì, anch'io non Tipo un tonfo, Una ma roba simile. come trascinato perché è stato prolungato, come Sì. no? Ma se proviamo con la radiolina? Sì, bro. Ma ci mettiamo qua? Sì, finiamo prima questa stanza qua, sì. Perché se tu hai avuto i brividi qua... Scusate, Ha sentito un pianoforte? Cos'è che hai sentito? Cos'è che hai sentito? Pianoforte. C'è come due... Tum tum. Sì. No, non l'ho sentito, ma tramite... Sì. No, posso dire questa cosa. Io ho raccontato non so a chi, e penso di averlo raccontato qui dentro, che al castello di San Martino della Vanezza avevamo sentito Madonna, c'ho i brividi, ragazzi. La melodia? Ho i brividi, Anch'io. ma fissi, ed è sempre questo punto qua. Anche io brividi adesso.
ma fortissimi. Prova a mettere. E al San Martino della Manezza avevo sentito 3. Aspetta, la prende perché non. Non lo so. Vabbè. Avevo sentito 3 tasti di pianoforte. Sì, la melodia. Che sono anche nei social. E penso di averlo raccontato proprio qua, magari. Vuoi che ti mettiamo un po' di musica classica da piano? Sì, puoi farlo suonare ancora o far accendere gli strumenti come hai appena fatto, per favore. Che è stato? No, veramente un po' di... Pensavo fosse stato tutto quel video. No, beh, il legno. Stavi inquadrando il metal quando ho suonato? No, sì, perché io quando ho suonato ero imbambolata. Sì, ti vedo un po'... Sì. Non ho paura, però non sono tranquilla. Ti vedo. Infatti Bene. sei molto strana. Non mi succede mai, Dario, mai. Hai suonato quello strumento perché abbiamo menzionato quello che avevo raccontato oggi, dei rintocchi di piano che avevo sentito in una torre di un castello? Andiamo di là. Sono 5, 6. Hai sentito il... Cos'è? Hai sentito il rumore? Non avete sentito? No. Come una goccia, qualcosa cadere, non... No. Mi tiro un po' la testa. Perché? Mi tiro un po' la testa. Chi è che fa suonare lo strumento di lancio? Puoi dire il tuo nome, per favore? Cosa c'è? Andiamo adesso. Siediti. Non è che sei super qua? Ho capito respira, ma secondo me è radio. Fatalità finché respiravo.
Ho sentito respiro, ma potrei sbagliarmi. Questa non va, è troppo carico, No, casino. spegni. Non c'è mai successo, comunque raramente, che tutti e tre abbiamo sensazioni diverse, ma comunque frequenti, cioè da poco che abbiamo iniziato e di cose ne sono successe. Non è da tantissimo, abbiamo iniziato, neanche mezz'ora, Quant'è? Prova a guardare sulla... Mezz'oretta. Poi questa sensazione, io ho da che mi è successo che mi hanno tirato il cappuccio, per carità, ma io non penso sia quello perché mi è già successo che mi hanno toccato l'orecchio, eccetera. Poi la sensazione è svanita, cioè non mi resta, non sono neanche capace a parlare, non mi resta la paura, io ho una sensazione di agitazione più che paura, non sono tranquilla. Lei girava la testa, che non è un buon segno. Di solito quando hai queste sensazioni qua le energie non sono tanto buone, secondo me. La mia paura, che in realtà era dall'inizio, penso che sia qualcosa di brutto, no? Speriamo di avere qualcuno di buono che ci aiuti e ci protegga.